Buongiorno a tutti ragazzi, come potete vedere da stanotte il tempo sarà così, quindi questa previsione qui, questa proiezione, anzi ragazzi, è per le più o meno le 5 di domani mattina, quindi stanotte, domani mattina, da stanotte dalle 3 alle 5 il tempo in Italia sarà così, quindi come potete vedere a nord Italia ci sarà davvero un casino, quindi Torino, Milano, Genova, si salva solo un po' il Friuli Venezia Giulia ragazzi, poi per quanto riguarda diciamo tutto il nord, a Roma, un po' in Toscana, diciamo tutto il centro, ciao Domitilla, grazie. Quindi diciamo che sarà una giornataccia per tutta l'Italia se potete vedere. Questa qua è la prima proiezione della giornata di domani mattina, come l'Italia si sveglierà. Quindi partiamo che fino a secondo me 9 e mezza 10 sarà così domani mattina al nord Italia. Anche perché poi si sposterà il maltempo. Ecco qui la seconda proiezione. Come potete vedere ragazzi, su Torino e Milano è cambiata la situazione, ma sta peggiorando a sud Italia. Come vedete, più o meno dall'Emilia Romagna in giù, diciamo la Sicilia si salva, ma poi è tutta una sequenza di temporali ovunque, a parte poi Bari, Taranto e Lecce che di sé dovrebbero salvare loro in effetti. Quindi questa previsione è diciamo dalle 10 in poi fino alle 3 del pomeriggio. Questa è la previsione diciamo a orario perché ho fatto tre proiezioni di orari diversi in effetti di come si sposta il maltempo, quindi in mattinata tutta al nord e metà centro, poi dalle 10-11 in poi fino alle 3 e mezza 4 sarà così come vedete qui adesso, e poi ci sta la terza posizione che è questa qui che rimane per la serata diciamo al sud Italia, quindi adesso pure la Sicilia, anche se la parte settentrionale, quindi la parte come potete vedere nell'immagine a sinistra, quindi tutto il sud Italia sarà un casino, stavolta anche Bari, Taranto e Lecce, quindi diciamo da Roma in giù ragazzi sarà un casino, anche sul Molise come potete vedere, davvero un casino per tutto il centro-sud diciamo, quindi da Roma fino a Palermo diciamo sarà maltempo forte, quindi come potete vedere tutto questo verde è tutta acqua, quindi ci allagheremo domani, prendo il canotto e quindi tutti col canotto belli belli, quindi Francesco preparati, te lo dico anche se sentirai questo video dopo, quindi domani come puoi vedere su Napoli, Salerno, Reggio Calabria dappertutto ci sta acqua, quindi prepariamo i canotti, se Avvocatella ci presta lo yacht, tanto in Friuli Venezia Giulia il tempo è buono, quindi a lei non serve. Quindi ragazzi questa è la proiezione per la serata, quindi ripetiamo dall'inizio, in effetti ragazzi ecco la prima proiezione, questa è quella di da domani mattina verso le 10 e mezza 11, come vedete il nord fino a Roma è bello, ma soprattutto a nord, vedete dove sta il rosso e verde è molto più intenso. Poi dalle 10-11 in poi, come ho detto, si sposterà, quindi su Torino e Milano sarà bel tempo, però avrà preso quasi tutta l'Italia, tranne che un po' la punta della Puglia e la Sicilia. Poi in serata prenderà interamente il sud Italia, quindi questa è la terza proiezione in effetti, quindi è l'ultima. Come potete vedere il sud Italia è sott'acqua in poche parole, quindi domani canotte, barche, remi, mi raccomando Franci porta una barca a remi. Quindi ragazzi queste sono le proiezioni per la giornata di domani, quindi diciamo sarà una giornata a tratti in effetti, a orari, quindi la mattinata fino presto fino alle 10 e mezza 11 sarà in Nord Italia. Sì, sì, canotte e barca domani, sì, sì, comune.
Poi sarà la volta del tutto dopo le 10:30, 11 da Firenze a scendere giù e poi nel finale della serata prendiamo il canotto noi del sud e incominciamo a remare. Quindi domani sarà proprio una giornata proprio bellissima per tutti quanti. Quindi dai, è stato giusto il tempo domani, ha diviso un po' le acque, un po' a nord, un po' a centro, un po' a sud. Perlomeno domani tutti quanti avremo il nostro maltempo. A orari diversi però l'avremo, quindi non ci lamentiamo domani tutti quanti. Sì, sì, scarpette, impermeabili, ombrelle, bermude, mi fa la guerra, mi fa. Quindi Francesco, se mi stai ascoltando, lo so che non mi stai ascoltando perché ora di mo Francesco sta già, me lo immagino nella mente con pentole TL. Francesco, il nostro amico iscritto, ora sta cucinando a forza 6. Secondo me sta nelle, come diciamo noi, nelle caccavelle, nelle pentole che sta cucinando chissà che. Perché la domenica lui non è a dieta, quindi recupera tutto quello che non ha fatto una settimana intera, capito? Allora lui fa 6 giorni di fame e poi il settimo giorno riprende tutti quello che non ha mangiato in 6 giorni, quindi lui fa così. Poi dice che non perde peso, è normale, fa come me. Grandi e ricci. Vabbè, qua dammi dirla, qua a sud sicuramente Francesco per la giornata com'è che è un po' cupa, diciamo qua, non è che piove, però secondo me sta facendo ragù, quindi costatello, costarizie, carne nel pomodoro, salsiccia, quelle cose leggere, parmigiane di melenzane, diciamo un po' qualche dolce, qualche sfogliatelle napoletane e proprio si chiude il tappo proprio. Quindi diciamo che Francesco perciò la stellina sta armeggiando nella cucina. No, io la verità oggi vorrei fare una bella genovese. Secondo me faccio una grande genovese, faccio un piatto unico davvero, con però invece di pezzettini di carne come molti fanno, con la carne macinata di vitello, cipolle e comprerò i tortiglioni, sai, quella pasta molto grande, quella trafilata, un bel piatto di quello e mi scasso pure io oggi domenica, quindi prenderò i tortiglioni grandi, sì, sì, quelli là grossi grossi proprio, costano un po', però la pasta di Gragnano sarebbe in effetti, quelli là ricci. Quelli, no, quelli a spirale, per esempio la spirale, la elica, quelli lì, quelli là proprio grandi, grossi, grossi, tipo come una vite che si avvita. Perché così si, noi diciamo la carne macinata va dentro quella, diciamo, quelle trafilature, in effetti. No, oggi facciamo così, poi stasera facciamo il secondo, quindi oggi ci accontentiamo di un bel primo piatto. Il ragù no, però la bella genovese piena di carne macinata, cipolla, carota, quella sì. Poi butto i tortiglioni questi qua giganti, quelli là che sono più o meno 2 dita. Ci sta un mezzo chilo quello là della trafilata, quella di Gragnano, che è un tortiglione più o meno equivale a 2 dita umane quasi, quindi è proprio grosso. Quindi quando ci butti il sugo con la carne macinata, cipolle e carote, va a finire là dentro perché è grande, capisci? Allora mi sta venendo già fame, eh. Meglio che mi sto zitto. Anche perché ho preso solo il caffè, mi vado a fare un altro caffè così non ci penso. E sai che faccio? La metto pure a fare, cioè che mi trovo. La metto a fuoco lento, tanto fino a luna. Sì, sì. Vabbè, ti saluto, Domitilla, vado un attimo a incominciare la giornata qua. Così già la metto a fare e poi ci sentiamo dopo con un'altra notizia. Tanto a farla non ci vuole nulla. Poi la metto a fuoco lento e sta lì.
Ciao ragazzi a tutti, ci sentiamo dopo. Buona domenica a tutti, quindi non vi scassate, mi raccomando. Ok, grazie anche a te. Ciao.